Per i giudici, Andrea Favero il 29 maggio 2024 ha ucciso la compagna Giada Zanola stordendola con gli psicofarmaci e poi gettandola dal cavalcavia sopra la 4. Il delitto però non è stato premeditato. La condanna all'ergastolo per il 39enne di Vigonza ha escluso però l'aggravante della premeditazione. Prima di ucciderla, mentre la donna era sotto l'effetto delle benzodiazepine che lui stesso le aveva somministrato, Andrea Favero l'ha violentata approfittando della sua incapacità di opporre resistenza. Il verdetto della Corte d'Assise del Tribunale di Padova arriva dopo 4 ore di Camera di Consiglio. Per la famiglia di Giada Zanola la lettura della sentenza ha riconosciuto un po' di giustizia. Queste le parole di Papagino, che preferisce non farsi riprendere. Il massimo della pena, non si poteva pretendere di più. Adesso vedremo, può proseguire, va in appello, se non sarà l'appello. Per adesso è andata bene, è andata bene. Un po' di giustizia per Giada. Molta. Finalmente può riposare in pace. Anche la sorella Federica, nonostante il grande dolore, è soddisfatta del verdetto. Dobbiamo andare avanti, che lei comunque non torna. Non è un momento di gioia di sicuro. E che quindi adesso qualcuno ci ha detto cosa potrebbe essere successo. Il pubblico ministero Paola Mossa aveva chiesto per Favero l'ergastolo per omicidio volontario premeditato aggravato dal legame affettivo, nonostante la coppia fosse in fase di separazione. Il movente, Favero, non accettava la fine della relazione e aveva pianificato di uccidere Giada. I giudici però non hanno riconosciuto la premeditazione, ma hanno comunque stabilito il massimo della pena. Credo nella giustizia, ha detto il 39enne prima di conoscere la decisione del giudice. La difesa di Favero aveva provato a smontare la ricostruzione puntando sul dosaggio del farmaco che l'uomo avrebbe somministrato a Giada. Ora gli avvocati attendono le motivazioni della sentenza per poi fare ricorso in appello. L'abbiamo messa in conto come possibilità, però più che mai ero convinto delle buone ragioni che abbiamo esposto nella nostra discussione, che è proprio tecnicamente, scientificamente impossibile che i fatti si fossero verificati come contestato. Ho molta curiosità di vedere come la Corte giustificherà la sua decisione. Andrea Favero dovrà anche risarcire di 300.000 euro il figlio avuto da Giada Zanola e in totale 150.000 euro ai familiari di Giada.